Comunque io sono stata costretta sotto minacce, sotto pressioni anche per tanto tempo, cioè quindi quella sera non era un appuntamento, cioè io avevo la mia camicia da lavoro, per me doveva essere una cosa di 10 minuti, quindi io sono uscita e una volta che sono salita in macchina lui ha chiuso le portiere, mi ha portato via da qui, noi dovevamo vederci nel parcheggio dietro casa mia. La verità di Giorgia Biglieri, quella verità messa in discussione che oggi con grande forza ha deciso di raccontare. Non vorrebbe stare sotto i riflettori, vorrebbe dimenticare quel dolore troppo grande, ma ha scelto di rompere il silenzio perché sono state dette troppe parole che fanno male di una storia che ha già stravolto la sua vita. Quel drammatico giorno, dice, non era un appuntamento. Il nostro dialogo non è stato per chiarire, assolutamente, è stato semplicemente una riconferma di cose che comunque ci eravamo già detti, che quella sera invece doveva essere tutt'altro. Io e lui dovevamo semplicemente chiarire questa situazione, nel senso che gli dovevo dire che la cosa per me era finita già da gennaio, quindi non era un incontro chiarificante tra di noi per riunirci, assolutamente no. Io avevo preso la mia decisione e volevo rimanere con quella. Dopodiché lui mi avrebbe lasciato stare, invece così non è stato. Il resto è la cronaca di una tragedia, l'incidente stradale nel quale ha perso la vita Giuseppina Lobrutto, che era in macchina con il marito rimasto ferito. Ora tutto è in mano alla magistratura. Giorgia si ferma qui, quasi a voler cancellare quell'incubo. A parlare è il suo avvocato di fiducia. Ritengo doloroso che una ragazza ripercorra dei momenti che deve solamente cancellare, e poi ricordiamoci che la giustizia deve fare il suo corso. Siccome noi abbiamo piena fiducia negli organi della magistratura che stanno facendo le indagini del caso, aspettiamo le loro risultanze. Noi siamo abituati a parlare alla fine, quando la nostra verità sarà cristallizzata anche negli atti processuali. Giorgia è composta, la voce a volte trema, ma la sua sicurezza è disarmante. Ha voluto dirci perché ha deciso di parlare proprio ora. Io penso che sia giusto informare la gente della verità e non tanto di tutte le cose che siano state dette in questo periodo. Penso sia importante comunque specificare il fatto che ci abbiamo messo un po' di tempo, perché comunque era giusto dare rispetto alla famiglia della persona che oggi non c'è più.